Le maledizioni del 2020. Dopo l'epidemia da Covid, le trombe d'aria, le inondazioni, si chiude con il terremoto. È mezzogiorno e 19 minuti quando la terra trema, epicentro la Croazia Petrinia, dove mezza città viene distrutta, ma il sisma di magnitudo 6.4 della scala Richter scuote i muri fino al Triveneto. A Vicenza, negli uffici comunali di Palazzo Trissino, anche il sindaco avverte la scossa. Ho sentito il terremoto molto forte, eravamo qui in riunione a Palazzo Trissino e abbiamo invitato tutti i dipendenti ad uscire in maniera frettolosa naturalmente, nella speranza che non ci fosse anche un ritorno di un'altra scossa. In una sala di Palazzo Trissino è in corso una conferenza stampa del Partito Democratico. C'è chi non si accorge di niente. Non l'avevo sentito più di tanto. Non l'ho sentito. Ma nella stessa stanza c'è chi invece avverte subito che sta succedendo qualcosa. Abbiamo pensato per un attimo, forse sono i pavimenti del comune che vibrano, come succede spesso. In realtà poi nessuno stava camminando e quindi abbiamo pensato immediatamente che questo deve essere un terremoto. E infatti è il terremoto. Mentre la Croazia continua a essere attraversata da sciami sismici alle 14.02, una nuova scossa a 50 km da Vicenza viene registrata a Salizzole, nel Veronese, con magnitudo 3.4, a cui ne segue nella stessa zona un'altra, meno forte, alle 14.44 e ancora alle 15.37, magnitudo 4.4, percepita distintamente anche nell'ovest e nel basso vicentino. Nessun danno e qualche chiamata ai vigili del fuoco, nulla di più. Eppure in città la giornata dei terremoti per molti scorre tranquillamente. C'è chi ha percepito appena qualcosa. Ho sentito la sedia che mi tremava. Lei ha il telefono? Sì, ho mia sorella al telefono. Anche sua sorella l'ha sentito? Sì, ha sentito, ha visto lo schermo del computer vibrare. C'è chi lo scopre in tempo reale, avvertito da chi è dall'altro capo del telefono. Sono stato avvertito al telefono e poi l'ho visto guardando la trave dove ci sono le luci dentro al bar. C'è chi scopre che c'è stato il terremoto perché glielo diciamo noi. No. Qua? No. Ma ora? Ah, c'è stato il terremoto. Se non è l'aria, ha detto il terremoto. Infatti è stato terremoto, adesso che me lo dice avevo ragione. C'è chi proprio non si accorge di niente. Niente. Io ad esempio non ho sentito niente, o perché stavo facendo i caffè in movimento, non mi sono neanche resa conto. Io non l'ho sentito personalmente. C'è chi controlla che sia tutto a posto e insiste che per quanto lo riguarda il terremoto non c'è stato. Guarda, tutto in regola. Per me è tutto a puntello. Quindi per lei il terremoto non c'è stato? Non c'è stato, non l'ho sentito e mi dispiace per chi l'ha sentito. Scosse sismiche in Italia, in Croazia, ma non solo. Oggi sono stati registrati terremoti in ogni parte del mondo e c'è chi in tutto ciò vede l'ultimo botto di questo anno maledetto. Al 2020 mancava solo questo. Adesso abbiamo altri 2 giorni, speriamo che non succeda niente.